Il 24 ottobre del 1917, nel giro di 2 settimane, quel che resta dell'esercito italiano è stato sbalzato indietro fino al Piave. Tanto per capirci, in una guerra in cui si misuravano a chilometri, 1 chilometro per volta, le avanzate vittoriose. In una guerra dove l'11ª battaglia dell'Isonzo, che noi abbiamo vinto, la battaglia della Bainsizza, ha portato l'esercito italiano a andare avanti di 8-10 chilometri. E quegli 8-10 chilometri di avanzata hanno dato ai comandi austriaci la sensazione che la prossima volta crollava tutto. I tedeschi a Caporetto ci hanno ributtato indietro di 150 chilometri. Siamo in Italia, un pezzo d'Italia è occupata, le colonne di prigionieri italiani che marciano verso Oriente